Dopo Grado e Lignano, la Barcolana si lancia in una nuova sfida, portando in Alto Friuli, sulle rive del lago di Cavazzo, un evento dedicato agli sport outdoor e acquatici. Sabato 4 e domenica 5 ottobre è in programma Barcolana Lake Up, una nuova tappa del calendario della manifestazione che porta lo spirito di Barcolana nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, unendo territori, passioni e persone, laddove il mare comincia. Questo è un posto a cui siamo molto legati come velisti. Pensate che io la mia prima regata in Optimist l'ho fatta proprio sul lago di Cavazzo e quindi mi faceva piacere tornare con la Barcolana per un nuovo evento, Barcolana Lake Up, 4-5 ottobre 2025. Porteremo le persone, gli sportivi in bici, li porteremo in aria, li porteremo con una barcolana sul lago dei Tre Comuni e sarà sul tagliamento, quindi sarà davvero un fine settimana di sport in un territorio magnifico. L'iniziativa permetterà di attirare appassionati che contribuiranno a far conoscere ancora di più il lago dei Tre Comuni e le opportunità che offre per fare sport. Siamo onorati del fatto che la Barcolana abbia individuato il nostro territorio, anche il lago dei Tre Comuni, come protagonista, di un evento collaterale affiliato di questo prestigioso evento a livello regionale, e devo dire che appunto è una buona occasione per iniziare una nuova collaborazione che ha a cuore le bellezze naturalistiche della nostra regione. L'evento si inserisce nel complesso di Sportland, il contenitore di offerte sportive di cui Gemona del Friuli è il comune capofila. È un progetto di carattere turistico-sportivo e che ovviamente non tocca, come ha detto prima Gemona, il lago dei Tre Comuni, ma tocca sicuramente il tagliamento, tocca sicuramente con il volo a vela il San Simeone e molti Acromax per esempio si svolge qua, tocca con le ciclovie un territorio straordinario che è quello che va dal Tarvisiano fino a Grado con Alpe Adria, tocca l'FVG3 che da Gorizia passa per Gemona e arriva giù nel Pordenonese, quindi credo che ci siano diversi sport che si possono praticare in questo territorio